Ciao ragazze e ragazzi, parliamo dell'eliminazione di questa sera al Grande Fratello VIP. L'eliminazione più votata, quella di Pago e Licia, dice Signorini e parla che è un record di questa edizione. È un'eliminazione molto sentita dal pubblico. Ma dopo aver chiuso ufficialmente il televoto, viene data ai nostri vipponi un'ultima possibilità per togliersi un sassolino dalla scarpa. Pago, riferendosi a Patrick, lo definisce una talpa che non merita di stare dentro la casa, pertanto lo eliminerebbe subito perché è un grande giocatore. Licia invece manderebbe fuori Adriana Volpe. Ma ecco il momento del verdetto. Il VIP che deve immediatamente abbandonare la casa è Pago. Il 47% del televoto non lo ha salvato. Pago immediatamente va subito via, senza abbracciare e baciare nessuno. Alza le mani per un saluto e velocissimo davanti la porta rossa augura ai compagni di viversela. Antonella è la sola a seguirlo, ma nemmeno lei è riuscita a salutarlo. Subito dopo viene raggiunta da Clizia e Paola. Signorini chiede perché Pago è scappato dalla casa. Non vuole fare saluti troppo lunghi perché gli verrebbe da piangere, afferma Antonella Elia. Secondo Clizia e Paola, invece, Pago si è sentito pregiudicato dall'entrata di Serena e ha visto il suo gruppo respingerlo. L'uscita di Pago, pertanto, è stata definita l'uscita più veloce del GF. Io inizialmente pensavo che Pago avrebbe vinto il GF. Effettivamente l'entrata di Serena lo ha penalizzato, visto che anche i suoi compagni hanno visto cambiare certi atteggiamenti. Voi cosa ne pensate? Commentate pure. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!